Non sono ancora riuscito a sentirlo, diciamo che volutamente non l'ho chiamato, sto lasciando che si riposi se ha bisogno di riposarsi. Ho sentito mio padre, mi ha detto siamo qua, è di là, si è fatto la doccia, ha mangiato un piatto di spaghetti. Doccia, spaghetti e un comodo letto. Ciò che per molti è normale, oggi per Marco è stato il raggiungimento di un sogno. Ma è ancora presto per essere tranquilli, dice il fratello. Non bisogna cantare vittoria finché Marco non sarà qui a Venezia dalla sua famiglia, insieme ai suoi dipendenti qua in officina. Siamo contenti, felici, emozionati di quanto è successo oggi dopo tutto questo tempo, però restiamo cauti, restiamo coi piedi per terra perché conosciamo anche quanto è successo in precedenza. Io penso che lui da un lato sia molto contento, penso che adesso farà tutte le telefonate ai familiari, ai suoi figli e poi però già domani si capirà molte cose. Ecco perché domani infatti c'è un'udienza importante. Domani sarà di nuovo presa in mano l'udienza, sarà di nuovo ridiscussa e si capirà anche domani che cosa succederà nei prossimi giorni. Sicuramente il primo stato d'animo può essere stato quello di liberazione, ma come vi ho detto prima c'è anche l'angoscia che rimane, persiste e sicuramente non sarà una cosa che passa in poche ore. La presenza di Marco è fondamentale anche in azienda. Abbiamo contato finora sulla buona volontà, anche sulla competenza e la professionalità dei dipendenti che sono riusciti a portare avanti fino adesso l'attività, ma è chiaro che senza l'amministratore delegato una situazione così non è più sostenibile, quindi anche l'appello che facciamo noi è che quello che il governo si attivi per riportare a casa il prima possibile Marco. Non è semplice continuare un'attività senza avere un riferimento, senza avere l'amministratore all'interno, siamo tutti molto preoccupati, aspettiamo tutti Marco a casa. Che cosa ha dato forza a Marco in questi mesi? Me lo domando anche io veramente. È difficile capire da dove gli siano arrivate le forze.